I fischi, gli urli, la rabbia. Il blitz dei risparmiatori si consuma questa mattina, improvviso, come un fulmine in un ciel fosco. Venti di bufera su BPV e Veneto Banca. Il decreto salva popolari scatena la rabbia degli ex soci. Un centinaio di persone si riunisce davanti a Palazzo Trissino e quando il sindaco Achille Variati scende nell'androne gli chiedono a gran voce di prendere posizione con il governo. Silenzio! Lasciatela parlare! La folla dei risparmiatori rumoreggia, Achille Variati rimanda al Parlamento la decisione ultima, sarà a Montecitorio che si stabilirà se il decreto verrà convertito in legge oppure no. I video raccolti coi telefonini da chi protesta registrano le parole del sindaco che si propone di rappresentare le istanze dei cittadini. Abbiamo chiesto una lettera al governo, al suo partito di maggioranza, al PD, perché non voti questo decreto che cancella il nostro diritto di fare causa alla banca e svuota la banca. Questo decreto ci cancella il diritto costituzionale di poter vedere ristorato il danno che ci hanno fatto. Questo è inammissibile come paese democratico. I risparmiatori vogliono fatti e non parole e portano la loro protesta nell'altro palazzo istituzionale della città, la prefettura. Adesso che ci hanno tolto il diritto di far causa alla banca, dopo che i tribunali ci stavano dando ragione, la situazione diventa non solo insostenibile, ma gravissima. La situazione è gravissima, i risparmiatori a questo punto vogliono garanzie, chiedono un incontro con il governo, pretendono di avere voce e il prefetto li rassicura. Ha detto che chiamava Roma immediatamente e faceva su le nostre istanze. A breve, se non avremo notizie, torneremo qua. L'ultimatum è lanciato, che i ministri lascino i loro palazzi, che Roma venga a Vicenza. Oggi i ministri vengono a Vicenza e ci sentono e ci ascoltano e vediamo di ottenere risultati. Il blitz finisce qui, la folla si disperde a sciami, ma la protesta non si disfa, la rabbia, la disperazione, l'indignazione compattano il popolo dei risparmiatori furiosi che non sotterrano l'ascia, vogliono andare fino in fondo a questa guerra.